Definire Volleyland una fiera della pallavolo è riduttivo. Volleyland è molto di più, almeno nel modo in cui è stato concepito. Stand delle formazioni di Serie A maschile, finali di Coppa Italia, corsi di aggiornamento, campioni che giocano con i tifosi, musica e divertimenti. Credo che il comune denominatore di tutte sia l'entusiasmo e la passione di tante persone che si accostano alla pallavolo. È molto bello venire qui proprio perché si vive un'aria, si respira straordinaria, nel senso che ci sono bambini, grandi, adulti, atleti, allenatori, girano tutti qui ed è molto piacevole secondo me per un appassionato. E più secondo me è un tipo di manifestazione che in Italia non è uguali ed è un promo per il nostro sport incredibile e meraviglioso. Il Palasport di Forlì, con i padiglioni annessi, ha ospitato sabato e domenica scorsa la 10ª edizione di Volleyland. Zona Volley non poteva mancare ed è stata presente con il proprio stand. Riteniamo questa una bellissima location per questa importante, ormai importantissima manifestazione. Mi preme ricordare che oggi abbiamo anche una visita della Lega giapponese, quindi questa Volleyland ha anche un aspetto internazionale. La particolarità è che Volleyland riesce a colmare il gap che c'è fra giovani tifosi ed atleti di Serie A in un evento che esiste solo nella pallavolo. Si inizia sempre così, sai, il contatto con tutti quelli che tu tifavi, con tutte quelle squadre che magari tu tifavi contro o tu tifavi a favore, quindi è un bel contatto, perché la pallavolo è uno sport di equipe, quindi questi stare insieme è molto importante per tutti secondo me. Lo stand di Zona Volley ha ospitato fra l'altro le uniche atlete della Serie A femminile dell'intera manifestazione. Nella giornata di sabato ha fatto visita allo stand la Zoppas Conegliano. Siamo una squadra una società un po' particolare e questo lo dimostra. Siamo l'unica squadra femminile ospite in questa manifestazione che ad essere sinceri è la mia prima esperienza, penso anche da parte di molte delle mie compagne, e la gente è tantissima, sono tutti disponibili ed è sicuramente una piazza per farsi conoscere. Facendo una carrellata veloce, ecco i sorrisi e le dichiarazioni dei più piccoli che a Volleyland hanno raccolto ogni tipo di gadget. Tante cose, pallone, ho fatto gli autografi, le foto e ho giocato con la pallavolo. Siamo venuti qui per assistere a un torneo e le partite della Serie A e ci stiamo divertendo molto. Questa è la seconda volta, siamo andati l'anno scorso a Milano. Lei è Valentina, lei è Elisa e lei è la Elena. Tanti ospiti veneti hanno fatto visita allo stand di Zona Volley come Carmelo Gitto, che si augura di arrivare presto nella massima serie con il Bassano Volley. Noi ci proviamo tutti gli anni, penso non ci sia nessuno che va in campo per provare a, arrivare a fare un medio campionato. Noi stiamo giocando bene e siamo in alto e ci proviamo. Sarebbe bello che questa manifestazione fosse aperta anche al settore femminile. Per adesso ci sono i ragazzi, insomma fa piacere comunque farne parte lo stesso. E non potevano mancare i giornalisti. Spesso i dirigenti delle società si lamentano per la poca visibilità loro concessa. Ecco cosa risponde Luca Muzzoli, direttore di volleyball.it. Tante volte più di una 12ª giocatrice servirebbe un valido ufficio stampa, una valida struttura di comunicazione, ma non solo l'addetto stampa che spesso e volentieri viene individuato come il ragazzino che fa un comunicato, ma delle risorse per investire nella comunicazione, trasmissioni televisive, trasmissioni radiofoniche, comparsate di atleti e atlete negli emittenti media, un buon sito internet che non deve essere bello ma deve essere funzionale e deve saper comunicare. Bisognerebbe investire magari in una rosa di 11 giocatori e giocatrici ma avere un forte impatto comunicazionale. Questo farebbe aumentare la visibilità, aumentare la conoscenza di quello che è il prodotto pallavolo e nello specifico il prodotto della proprio club, e alla distanza porterebbe sicuramente più sponsor, benefici e anche la 12ª atleta con l'ufficio stampa forte.
Questo era l'ultimo servizio della 14ª puntata del TG del Volley Veneto, una puntata che, come avete visto, è stata presentata qui da Volleyland, un po' meno seria del solito. Zona Volley, vi ricordiamo che è prodotta in collaborazione con il Comitato regionale FIPAV del Veneto e tutti i comitati provinciali FIPAV, appunto, della regione veneta. Ma Zona Volley non è soltanto trasmissione televisiva, è approfondimento radiofonico ogni venerdì sera dalle 21 alle 22.30 su Blu Radio Veneto ed è dirette dai campi di Serie A la domenica, appunto dalle 17.30, sempre su Blu Radio Veneto e su zonavolley.com. Vi ricordiamo di visitare il portale del Volley Veneto, www.zonavolley.com, e di ritrovarci qui la prossima settimana, sempre con Zona Volley, il TG della pallavolo veneta.